è stata campionessa italiana? In che discipline? È atletica leggera, nei 5.000 e 10.000 metri. Però Però ho iniziato da ragazzina, quindi all'età proprio delle medie. è il suo primo anno in questa scuola, che impressione le fa? Mi sono trovata da subito bene perché ho trovato accoglienza e collaborazione. Quest'anno ci siamo dati un motto, uno slogan: insieme volentieri. Con insieme vogliamo insistere perché i ragazzi facciano gruppo, facciano classe, trovino una unità di lavoro come classi, con gli insegnanti, ma magari anche a livello personale di amicizia e di appoggio reciproco. Nel volentieri ci sta dentro fare le cose con buona volontà, cioè con volontà personale, con decisione di crescere, ma anche il gusto di fare le cose insieme. In particolare ai ragazzi più grandi io dico sempre: trovate qualche passione, anche nelle materie che studiate, anche nelle discipline che affrontate, proprio per il gusto di imparare, di crescere, di sentirvi in questo mondo sempre più consapevoli e responsabili. Tra le novità dell'anno ci sono anche alcuni insegnanti nuovi, ci sono dei ritorni, dei rientri, ci sono ambienti appunto rinnovati, come dicevo, per la funzionalità, perché sia anche più bello e più gradito stare a scuola. Speriamo che ci sia la possibilità negli anni di dare un volto anche sempre più fresco e più giovane al Barbarino.